TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha dato notizia dell'attacco di DDoS che ha coinvolto anche il portale web della regione Veneto, causando alcuni disservizi ma senza particolari conseguenze. Questa mattina, dice il governatore, alcuni servizi digitali pubblicati della regione Veneto hanno subito rallentamenti e indisponibilità temporanea a causa di un attacco informatico. La segnalazione è giunta tempestivamente dal nostro centro di cybersicurezza, che ha notificato che il gruppo hacker filorusso NoName 057 ha avviato un'operazione contro enti istituzionali italiani, colpendo regioni e comuni in tutto il territorio nazionale. Il ripristino delle funzionalità è in corso da parte dei tecnici e i servizi della regione del Veneto stanno progressivamente tornando alla normalità. L'attacco ha interessato i siti web istituzionali senza coinvolgere le ULS o altri servizi sanitari, sottolinea Zaia. Non si segnalano, al momento, violazioni di dati sensibili o compromissioni gravi della sicurezza informatica. Ringrazio i nostri tecnici che sono impegnati nel monitoraggio e nelle procedure che hanno permesso di mettere in sicurezza le nostre infrastrutture digitali. Parliamo di sanità, ancora un tassello nel mosaico dell'agevolazione agli operatori sanitari che lavorano a Venezia. Lo pongono insieme l'azienda sanitaria ULS 3 e il comune di Venezia, impegnati ad alleviare il peso della City Tax su questa specifica categoria di lavoratori. La City Tax è il contributo che viene versato da chi soggiorna a Venezia, monta a 3-5 euro giornalieri a seconda della tipologia della struttura ricettiva. Viene pagato da chi soggiorna in città per i primi 5 giorni di pernottamento ogni volta che arriva a Venezia. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal mese di aprile. L'agevolazione sul pagamento della tassa di soggiorno si applica su tutti i lavoratori nell'ambito sanitario che per svolgere il proprio lavoro in una struttura della città insulare soggiorneranno nell'intero territorio comunale. Tutti questi operatori pagheranno la City Tax una sola volta nell'anno solare, al massimo per 5 giorni. Saranno poi esentati dal pagamento in tutti i successivi soggiorni di lavoro. E interviene sul tema della carenza di lavoratori stagionali la presidente di Federalberghi Caorle, Chiara Visentin. La soluzione al problema può arrivare solamente attraverso un gioco di squadra tra politica e imprenditori. Parto dalla normativa. Ci sono troppi vincoli per quanto riguarda il lavoro stagionale che ha caratteristiche non comparabili con i normali contratti a termine. È il momento di introdurre procedure più snelle per le assunzioni in questo settore, anche incentivando il lavoro dei più giovani che fino a qualche anno fa cominciavano la propria carriera lavorativa nel nostro territorio proprio facendo la stagione già dai 16 anni. Oggi questo non è possibile. Va poi evidenziato che le imprese alberghiere stanno facendo il possibile per rendere più appetibile il lavoro stagionale, cercando di offrire contratti di lavoro con durate superiori anche nell'ottica del percorso di destagionalizzazione che località come Caorle hanno da tempo avviato e che gli operatori del ricettivo stanno cercando di sostenere. Senza però incentivi per le imprese, lo sforzo dei datori di lavoro nel settore turismo rischia di essere vano. E come anticipato dal sindaco di Chioggia Mauro Armelauri, apre stasera alle ore 20 circa, con 11 giorni di anticipo rispetto alla data prevista, il ponte Cavanis. Iniziati lunedì 17 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria del ponte si erano resi necessari per sostituire alcune piastre, 15 in totale, posizionate centralmente alla struttura e che ricoprono il passaggio delle condotte dei sottoservizi pubblici a rete. Le piastre esistenti sono state demolite dopo aver rimosso il manto bituminoso. Posizionata una piastra in calcestruzzo armato a forma di T come quella già esistente, con relativa coordinata in cemento armato sul bordo dei manufatti. I lavori di asfaltatura per ripristinare l'area manomessa si sono conclusi da poco. Angelo Mancina, assessore ai lavori pubblici del comune di Chioggia, dichiara: siamo riusciti a dare un'accelerazione ai lavori per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini, anche a chi deve recarsi a prendere il bus alla stazione. La parte che risultava profondamente ammalorata è stata ripristinata e adesso la normale viabilità può riprendere. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.